Mi ricordo tante che robe. Dell'11 e si ricorda che aveva 6 anni cosa venivo qua a guerra. Mi ricordo quante bombe che si aveva, perché sono da Baldasso. Da? Di Baldasso, Che da Isnadel. E da Drio che era, se già al fronte, è vero? E da Drio che c'era tanto di che granate, e tanto di tutti i cori, francesi, inglesi, scozzesi, non so cosa che no che era. Mi ricordo dopo mi venissi a dormire col camion e mi ha portato profuga al 18. Come si chiama sua mamma innanzitutto? Come si chiama? Mi? De nome? Emilia Baldasso. Emilia Baldasso, classe 1911. Abitava a Visnadello. Sì, là, Rio a strada, non si vedeva, tutti qui che andava su al fronte. Vedo come questa si ricorda bene sua mamma. A piedi, porretti col zaino, qui scarpon, vron, 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 e si andava su al fronte, al ponte. E no, anzi tutti i tosotei che si correva fuori a vedere tutti questi plotton dei soldati che andava su. E dopo i vigneso, perché da Drio Casameghe era il deposito dei tanto militari, cavalli, di tutto, e di tutte le razze che era, ma fini scozzesi costruiti e tutti a piedi. E dopo andava su al fronte e mia mamma diceva, sono a baga, e si sente che musica che fa. A baga, che roba ieri? Una musica che fa ora. Una cornamusa? Una specie di cornamusa, quella di pievora? Gli scozzesi. Io so, andava su questa roba e suonava bene. Ho capito. E andava al fronte suonando. Contenti? Che avevano capito qualcosa? Può essere. Perché non era tanto essere contenti. E dopo là che c'era il deposito. I partiva contenti andava al fronte, no, non è che ci beveva quello. I partiva contenti con la banda, però quando ritornai a piccola banda, non ritornai tanto allegri, perché i pitanti di restiamo. Ecco, ma e dopo no, ma scherzi, tu tornai in Drio, ma non dici mie robe brutte? Le cose per sentire stanchi, morti. E da Drio casa mia, che si aveva anche il deposito dei cavalli, non andri bogge se ne ciorregaetti, carobo e si mangia contenti. Di scondon o vi dava ori? No, che erano tanti sacchi, io che so, c'erano tanti chi bogge. E stava proprio nel centro di Visnadeo praticamente? No, lei 42, sai, non è che lei? No, purtroppo mi sono... Ah, è 42, Drio Strada? Drio Strada! È 41, Ecco. Dopo là, dove che dentro, che una volta che c'era il mulino, là era una fabbrica di paste, prima della guerra, il ciotto e via. Di chi era che la fabbrica di paste là? Adesso mi non mi ricordo, forse me fratelli più vecchi si ricordano. Allora dopo là, veniva il deposito dei militari della guerra 18. Ho capito. Là che era di tutto. Di tutto. Ma come chiamava che località di preciso? Calesani? No, Calesani siamo qua, Venturali, no, era Venturali? No, là c'era ai confini tra Vignadella e Spregiano e altri. Sempre fronte strada. Ma non aveva un nome, non so, come quasi Calesani, là, che zona era chiamata? Come era chiamata? No, via nazionale. Via nazionale. Lo diretti. Via nazionale, ma vatti il vostro borgo. Che borgo era? Non mi ricordo più. Borgo Rosini? Ah, era Borgo Rosini, ora? Era chiamato. Il mulino. Era Rosini là. Rosini, il mulino. Beh, no, allora no, era più lui. Beh, Alvardi, comunque quello che era. Mi della guerra 18 mi ricordo tante cose. Oh, Gaia, tempo 10 minuti che suo papà mi si ricordava poco. Dopo quando siamo venuti a casa della guerra 18, dentro, perché ora per andare dentro là dove era tutto il coso dei militari, viene una stradina. E ora quando che sono venuti a casa, gli metteva una bomba davanti all'altra e gli esploseva. Chi la esplodeva? E non tutti sono una stanza
gli artificiali. ritirai, Come le mettevo? Sì. Una davanti l'altra? una avanti l'altra e io fai Come scoppiare. una specie di domino così... Sì, qui che era restai. Ah, e le facete sciopare? E io fai Quanto distante scoppiare. da casa vostra? In mezzo ai campi? Io non si sa in mezzo campo, si sa. Dio, strada nazionale. Appena dentro, guarda, appena dentro, fra qua chi alberi ha? Quando che passa l'R41, quanti 100 metri, non vede la casa, grazie, adesso i due appartamenti. Bene, a Casa Vecchia, era qui in mezzo, adesso Sia ha stata fatto... colpita che a casa vecchia vostra dove Ah no, abita? a Casa Vecchia, là era 100, 200, non può neanche abitarla. Ho capito, ma durante la guerra è stata colpita la vostra casa? Sì, era una granata, però non ha buttato gioia, solo che ha fatto una capito. spesa. Ecco, a metà Allora, quando che sono andati... la via in bicicletta, la transita, Sì. non pare assolutamente che abbia tutti i piani. legge il giornale anche sotto la luce. Brava. Allora, quando sono andati a proprio di febbraio e veniste tutti, bisogna sgomberarvi, portarvi via tutti le Chi si è venuto a dire così? Così, non so se si è visto inglesi o italiani, perché se è inglesi e francesi. E ora mi ha caricato tutti su un camion, allora non c'era 10. La vostra famiglia erano 10? Papà, mamma? Sì, con 10 fratelli. E 10 figli? Sì. 12 persone erano. E dopo che era un'altra zia che era sua stessa casa, che ne aveva 8. Allora mi ha caricato tutti i fagotti, e tutto quanto gli stitoso a te insieme a sti fagotti. Quando che è stati fuori, perché per la casa mia passa a Piavesea, appena dentro della provinciale, se fa così, passa a Piavesea e vai subito a casa. Allora mia mamma, quando che è stata un po' avanti, che dice, il ferme, il taclassato, zeta sua cuneta. E ora di un mese, e ora gli ha fermato, e ora andata mia mamma a tornare la tosetta, sua cuneta, e veniva avanti, e montata sul camion, e mi ha portato a San Martino dei Overi. San Martino dei Luperi. E come mai là? E là si dà di profughi a San Martino dei Luperi? E là si conferma. Col camion, andate più col camion là, fin là col Sì, camion. non sono fatto tanto, no. Dopo se venesti a casa, sono messa dentro sulla nostra casa. La città di poco a San Martino dei Luperi? Sì, non so, 6-7 mesi. Finché si finiva la guerra? Sì, finché finì la guerra proprio. Non si andati... Però siamo andati via per ultimi, perché c'era al fronte, col ponte. Ah, sì, era il fronte. Sarà 1 chilometro e mezzo, 2 chilometri? No, 4-5 chilometri, no. Ecco. 4 chilometri del ponte. Sì, mi ricordo e mi Ma... E si tornai alla fine della guerra, insomma. E dopo sono tornati a fine guerra. Già subito in in novembre, dicembre? Sì. O a primavera dopo? No, siamo venuti a casa proprio verso novembre. E dopo abbiamo trovato a Piavesea secca senza acqua. E mio papà che doveva andare in giro a trovare l'acqua qua a botte. Perché prima bevevi l'acqua da Piavesea, vai? Sì, sempre. Come sempre? E allora ieri che altra? E che ne so? Non avevi una pompa? Nati e cresciuti caro, senza andare dai dottori, sempre acqua da Piavesea. Posso aggiungere? Quando devi trovarmelo? Ma non erano tutte le fabbriche che viene adesso, che buttavano su tutte che robe hai. Quando devi trovarmelo lì? Fresca? Via il sito delle rame, l'acqua assorbita, e io mi chiaro sul gancio, a mattino giro l'aveva decantata e era l'acqua, mi ricordo lì. A bere? Sì. No, non devo bere, grazie. Come avete bevuto? Era acqua che si beveva. Se vuoi bere altri, no, come si bevuto. E ora in poche parole si torna a casa a Piavesea secca, allora dove dai torna l'acqua? E ora mio papà andava su qualche posto di giro, dove che trovava. Ma avevi Cepana con un sussidio quando che ieri via? Avevi Cepana con Franco? Sì, mi passavano sussidi. E per mangiarla come facevi là in fondo? Là in fondo? A San Martino? Se era questo sussidio,
E dopo là si via i francesi, se ne sempre mangiare riso con i ori, col sughero. Col sughero, i francesi, a San Martino, era un reparto dei francesi. Un reparto dei francesi, cosa ieri? No, altri era un gran palazzo grande, ed è una gran sala in mezzo, sotto e sopra. E allora le camere erano tutte mia mamma con i fioi, asiaco che altri fioi, un'altra asiaco che altri fioi, perché qua mi ha portato 8 famiglie. Che a volte? Quanti camion si partivano? Anche se tutte in stai a depositare ma famiglie. Ma si partivano tanti camion ora da qua? Sì, non anche con uno, non anche la nostra famiglia, mia mamma e mia zia con uno. E che altri con altro, che altri con altro. Mi ha portato tante famiglie. E là come vi trovavi a San Martino de Lupari? Là si trovava poco prima di Eupatico, no, ma non importa. Poco prima di San Martino, da tra San Martino e Ori, ma vicino a Ori che era sto palazzo di Rio a strada. Ho capito, sì, no, ma... Che l'aveva anche... gli ha fatto anche scuola dopo. Ho capito, come trovavate voi profughi? No, altri si trovava così, vera, che mi dava il sussidio e si arrangiava così. Avevi contatto con quelli del paese? Piuttosto te del paese, no? Andavi a scuola? Sì. Andavo a scuola là in paese? Sì. A San Martino de Lupari? Sì, mi sono andata a scuola, che a scuola era tutto attaccato a sto palazzo grande. Ho capito. E là si aveva i francesi, dopo i partiti, allora gli spiegano altri razze no. Invece quando si era prima di andare via, qua a casa nostra qua, là si era di tutte le razze, là era. Ho capito. Io faccio una mazza prima di partire, ormai era la guerra in pieno qua, ma ti arrivava, ogni tanto sentivi granate, aerei, come era la situazione qua, prima di partire? No, I mesi là? No, li bombardava e buttava granate. Ma impara la guerra di... Sì, sempre quello, quindi sì. Aspetta, passava i dirigibili. Ah, come erano questi dirigibili? I dirigibili, guarda, non so quelli che era basso come che era fatti, ma a mia vista, quando vede tutto un balloncino così, come un uovo, come è fatto, sì, ma non era tanto alti.